Buongiorno a tutti, ci troviamo al Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e oggi è un gran giorno perché sta per andare in scena la nostra versione dei Promessi Sposi. Questo spettacolo teatrale è soltanto l'ultima ciliegina sulla torta di un progetto meraviglioso in cui gli studenti del liceo Flaminio di Vittorio Veneto e dell'istituto alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto si uniscono agli ospiti del piccolo rifugio, che sono persone con disabilità, e in un percorso che dura qualche mese imparano a conoscersi, attraverso il volontariato aiutarsi, capirsi, tessere delle relazioni e pian piano costruire assieme un vero e proprio spettacolo teatrale. Ci sono persone che vengono da dei corsi di teatro, ci sono delle persone che sono completamente dei neofiti, sia da parte degli studenti sia da parte degli ospiti. Gli ospiti del piccolo rifugio, dato che questo progetto abbiamo la fortuna di portarlo avanti da tanti anni con grande soddisfazione e successo, sono ormai degli attori veterani. Però la cosa meravigliosa di questo progetto è che gli studenti, anche chi arriva per la prima volta, imparano attraverso il volontariato e la grande generosità ed empatia che mettono in campo a relazionarsi con persone con qualche difficoltà e attraverso una grande rete di inclusività a creare qualcosa di meraviglioso. Quest'oggi appunto vedremo sempre promessi questi sposi, quindi la nostra versione simpatica e ristretta dei Promessi Sposi di Manzoni, anche in occasione del 150° anniversario della morte di Manzoni, e vedremo tutti i vari personaggi principali, l'innominato, Renzo e Lucia, naturalmente la monaca di Monza e molti altri. Non mancherà l'ironia, il divertimento, accanto appunto anche al dramma che i nostri attori saranno capaci di mettere in scena. Voglio sicuramente ringraziare le due scuole di Vittorio Veneto che partecipano al progetto e che quest'anno veramente hanno sponsorizzato in maniera tale che arrivassero tanti studenti e tutti molto generosi ed entusiasti. Il piccolo rifugio naturalmente, con cui l'Accademia da Ponte, il centro teatrale Lorenzo da Ponte che io rappresento, collabora veramente da tanti anni per questo meraviglioso progetto, e sicuramente anche il CSV Belluno Treviso che appunto rende possibile tutto questo. Insomma, che dire, siamo emozionatissimi e speriamo che lo spettacolo ci dia grandissime soddisfazioni. Sicuramente sarà così. Buona visione. Ragazzi, adesso andiamo dagli altri. Oh, ma tu hai studiato i Promessi Sposi per domani? No, figurati, io non ho neanche iniziato. Come? No. Ma che studiare? Io devo andare all'allenamento perché domenica ho la partita. No, tu rimani qui a aiutaci, vieni calciare. Raga, però io non ho nessuna intenzione di avere il debito quest'anno. Ragazzi, ho la soluzione. Ci sono i riassunti online dei capitoli dei Promessi Sposi. Comunque devi studiare. Io ci ho provato. Però non è una brutta idea, si può fare delle scene teatrali partendo da quei riassunti, così studiamo meglio.
Potremmo fare di video sul pistola e mettere sul pistola. No, Mauro, non è TikTok. Si dice TikTok. Sì, bella. Beh, comunque è una figata. Potremmo proprio fare uno spettacolo, una rappresentazione teatrale basata sulle scene principali dei Promessi Sposi. Così studiamo divertendoci. Sì, Dai, andiamo, ci stiamo. Permesso. Ma che ti credi di essere? Silenzio, prego. Quel ramo del lago di Como che volge mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti. Che palle! Parla i porci. Per una stradiciola tornava Belbello dalla sua passeggiata nella sera del 7 novembre 1628 Don Abbondio, curato del paese. Egli diceva tranquillamente il suo uffizio quando improvvisamente vide qualcosa che non s'aspettava e che non voleva vedere. Buongiorno, messere. Buongiorno, signor curato. Sai chi siamo noi? Noi siamo... I bravi! Ma il nostro padrone Don Rodrigo? Ha detto che noi siamo i cattivi. No, vi spiego. Noi siamo cattivi, però siamo i bravi. In che senso? Vabbè, vi spiegherò un'altra volta. Don Abbondio! Abbiamo una bella notiziola da darvi. È vero che lei domani ha intenzione di sposare? Renzo Tramaglino! E Lucia Mondella! No. Questo matrimonio non s'ha da fare né domani né mai. Se non obbedisci, lo diremo al nostro padrone Don Rodrigo e lui... That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. Guardate Renzo come ha tirato a festa. Si sta facendo bello per la sua Lucia. Caro Renzo, dopo il matrimonio vengono tutti guai. Vabbè. Io sono la Perpetua, parlo io perché lui ha paura. Ma io ero venuto qua solamente per parlare.
a monte per vedere gli oratoraci per il matrimonio domani. Oggi non si può. Come non si può? Se ieri è detto oggi. Oggi no, non si può. Beh, ma dove? Io non capisco, ma perché chissà. Ascolta Renzo, mettiti a sedere. Beh, guarda, più saluto di così. Mi sa proprio che oggi è una giornataccia. Non sai com'è brutto nascere poveretti senza santi in paradiso, soprattutto quando incontri un prepotente come quello. Don Rodrigo ha detto che manderà uno dei bravi a dire a quel povero curato che sarà ucciso se vi sposerà. Ma anche Don Rodrigo. Sì, adesso ti spieghiamo. Stai calmo però. Calmo, calmo. Calmati. Mamma, sono tanto felice perché sono tanto lontano da te. A Fra Cristoforo piace cantare. Fra Cristoforo, arriva proprio il momento giusto, perché la mia Lucia non può sposarsi con Renzo, c'è un nobiluomo, un certo Don Rodrigo, che non vuole che si sposi con Renzo. Non lo so. Io amo Renzo, non lo ricordo. Voglio Renzo, è lui che amo, non lo ricordo. E non mi lascio sposarmi. Confidate in me. Confidando in me. Anzi, confidate in Dio. Confidarmi in Dio. Non ci abbandonerà, vero padre? Ci penso io. Aiutami. Ora canta. Mamma, sono tanto felice. Lucia, forse risolti il problema del matrimonio. Mamma, che bello. Sì, pensavo di mandare il Renzo dal dottor Azzecca Garbugli, l'avvocato. Lui vende fumo e mangia arrosto. Fa il caso nostro. Andiamo subito. Buonasera, avvocato Zecca Garbugli. Buonasera, buonasera. Sì, sono io l'avvocato Zecca Garbugli. Lei. Vorrei sapere se quando razzi. Renzo vorrebbe sapere se un briccone minaccia un curato perché non sposi due persone. Può subire una qualche pena secondo la legge. Legge? Fatemi controllare. Matrimoni, curati e parroci, eccetera, eccetera, bla bla bla. Sì, non c'è di che perdere, c'è solo di che vincere. State sicuri. Va bene così. Don Rodrigo non ce la farà la meglio. Don Rodrigo dite? Fuori! Ma come, signori? Ma come? A Cristoforo piace cantare. Fra Cristoforo, avete risolto il problema con Don Rodrigo? Non sono riuscito. Don Rodrigo ha rifiutato di dargli ascolto. Dovete abbandonare il paese. Dove starete, mia Lucia? Adesso. Vedrò. Sì. Posso fare. Lucia, fuori da Monza c'è un convento che per te sarà un luogo sicuro. Non c'è tempo da perdere, dovete partire subito. Ah, Lucia, come farò senza la mia Lucia? Ma grazie, mia mamma.
Renzo e Lucia, dopo aver dato un ultimo saluto alla loro terra, si misero in viaggio, finché giunse pure il momento di salutarsi. Lucia avrebbe trovato ospitalità presso la monaca di Monza, mentre Renzo avrebbe cercato fortuna a Milano. Scusi, lei è la monaca di Monza? Scusi, lei la monaca di Monza? Sì, io sono la monaca di Monza. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, ci manda Fra Cristoforo perché c'è un nobiluomo arrogante e prepotente, un certo Don Rodrigo, che insidia la mia Lucia. E tacete voi, le madri parlano troppo. Parli lei. Io vorrei suonare Renzo, non hanno dato via dal mio paese, io mi sono trovato Silvestre da voi, insomma. Avete fatto bene a rifugiarvi qui. Sarete sotto le cure di Suor Monia. Suor Monia la invita a seguirci, sarete certamente stanca e affamata. Prego, vi accompagno nella vostra stanza. Carissime sorelle, c'è giunta in convento una pecorella smarrita, Lucia Mondella, accogliamola come sorella. Don Rodrigo, falliti i tentativi di trovare Lucia, decise di chiedere aiuto ad un terribile uomo, un tale innominato, appaltatore di delitti, conosciuto come il tiranno più temuto del luogo. Si arrischiò dunque di recarsi al suo castello, dove nessuno ardiva metter piede. Soy Don Rodrigo, Olè! duca di Mendoza e di Castiglia. Olè! Vengo a voi per chiedere aiuto. Olè, olè, olè! Sono nato in cattivo. Cosa vuoi? C'è una mujer che mi piace, una tale Lucia Mondella. Olè! Ma un frate vorrebbe sottrarla a me. Olè! Io la voglio, lei mi spetta, è roba mia! Olè, olè, olè! E nessun frate potrà sottrarla a me. Olè! Io sono nato in cattivo. Faccio tutto quel che voglio, ma... Accetti la carta? No, solo ok. E a te! Cattivo. E 2! Filosofo. E 3! Taccagno. Al fisco sto qui! E 4! Andiamo! Cara figlia
Chiara, vieni che facciamo una passeggiata. Vengo. Guardala. Dove? Lucia, dove sei? Ma... I bravi. Grazie. No, nel senso i bravi. Sì, nel senso grazie. Prendetela. Sei nel castello di una persona che deve rimanere in incognito. Ma chi è questo? Un tale che non può essere nominato. L'innominato. Io lo conosco, cosa vuole da me? Lasciatemi andare. Tutto fatto? Sì. Bravi. Grazie. No, nel senso, vabbè, lasciamo stare. Domattina di buon'ora porterò la ragazza da quell'animale di Don Rodrigo. Oh! C'è scritto così. E che non se ne parli più. Prima però voglio vederla. Siamo qua, vicini. No, Dai, fallo. non voglio farti del male, Lucia. Ti voglio bene. Allora, Signore, aiutami. Dio ti dona. Ogni tua misericordia. Quella notte l'innominato non riuscì a dormire. Le parole di Lucia lo avevano scosso nel profondo dell'animo. Oh, Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Decise così che l'indomani si sarebbe recato da Sua Santità Cardinal Borromeo per chiedere perdono dei suoi misfatti. Chiedo perdono. Chiedo perdono a chi feci del male, a chi soffrì per me. Solo ora so chi sono. Solo ora mi conosco. Povero me. Quanto male ho fatto agli altri. E così il desiderio di Lucia fu esaudito, ma un altro flagello, un male terribile sopraggiunse, la peste. Renzo, dopo svariate disavventure a Milano, riuscì ad avere notizia della sua amata. Così si recò a Lazzaretto, sperando in cuor suo di trovarla ancora viva. Quando ecco che con sua grande consolazione apparve davanti a sé Fra Cristoforo. Ciao Renzo, come stai? So che eri ricercato per dei casini che combinasti a Milano coi rivoltosi. No, proprio. Io sono padre Cristoforo, qui per confessare. Io so bene. Renzo, amore, Renzo. Oh, Lucia. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl.
sono 6 anni. Vince le avversità. Dio vuole la vostra felicità. Perciò, ora che vi siete ritrovati, Siate per sempre felici! Ve l'avevo detto che veniva una figata, vero Monia? Grazie ragazzi, non ce l'avrei mai fatto senza di voi. Tita, Ti sei divertita? Ora posso andare finalmente ad allenarmi? Se proprio vuoi. beh ragazzi, almeno adesso possiamo rilassarci. Buon dai, il 6 domani è assicurato. Scherzi, almeno 8. Anche 9, dai. 9 20 anni, la Lucia ha fatto le cose giuste. Sì, è vero. Anche Renzo ha fatto tante cose buone. Bravi piccioncini! ce n'è solo una, Ci vediamo domani a scuola allora. Sì. E dopo la verifica? If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at Del, Ventura County line. Un altro grande applauso a questi meravigliosi attori. Voglio ringraziarvi personalmente perché sono stati dei mesi ricchi veramente di emozioni. E tutto quello che io ho cercato di dare a voi è una parte microscopica di quello che tutti voi siete invece riusciti a restituire a me. Quindi grazie agli studenti perché hanno fatto veramente un percorso enorme, si sono sempre dati una mano, si sono subito buttati e supportati a vicenda. Grazie ai veterani del piccolo istituto. E grazie a tutti quelli che hanno reso possibile tutto questo. Vai un po' avanti.
Io voglio ringraziare tanto il pubblico che è venuto a vederci e ti ringrazio tanto Silvia che è dato da fare a fare questo racconto delle esistosi. Ringrazio tanto Silvia e gli studenti. Grazie a te. Grazie a tutti quanti. Fatemi fare un ringraziamento a Davide, a Federica e a Giacomo del Centro Teatrale da Ponte che ci hanno supportato questa mattina. Grazie ancora a tutti quanti. Vi aspettiamo l'anno prossimo allora.